siamo pronti. Auspichiamo che si chiuda almeno prima dell'estate questa partita, perché altrimenti diventerebbe anche stucchevole un dibattito ancora sull'ospedale. Il nostro partner scientifico, voglio chiarirlo, è l'università, per cui l'università sarà sempre seduta a mio fianco nel rispetto poi delle singole competenze. Non posso accettare che altri da fuori vengano a dire questo reparto va di qua, l'altro va di là, perché comunque poi la programmazione è in capo a noi. L'università è al nostro fianco, punto, non aggiungo altro, il comune ci dia l'area. Di tempo ne è trascorso decisamente troppo. La firma del patto d'intesa a Venezia col sindaco Giordani risale al dicembre del 2017, ma Padova e il Veneto non possono aspettare oltre per l'avvio dei lavori di un'opera come il nuovo ospedale, ritenuto fondamentale per l'intera sanità regionale. Io penso che ci siano i presupposti per fare il passaggio velocemente. Auspico che questo avvenga, perché voglio ricordare che da un punto di vista proprio formale e giuridico i miei tecnici non possono investire su un progetto nel momento in cui non hanno l'area, perché un giorno potrebbe arrivare la Corte dei Conti e dirci: voi avete speso soldi in progettazione, in consulenze, in uffici legali, in studi eccetera, e l'area l'avete fatto giocare a Lego con i mattoncini, no? Allora bisogna che ci diano l'area, questo è fondamentale. Non è una dichiarazione di guerra, è un dato di fatto: se si vuole fare l'ospedale ci vuole l'area.